Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Monta la rabbia in Sicilia per la sospensione del reddito di cittadinanza, nuova vibrante protesta a Palermo questa mattina davanti all'ufficio dei servizi sociali. Gli ex percettori chiedono lavoro e rispetto. A 20 giorni dall'incendio a Fontana Rossa i viaggiatori ancora in preda all'incertezza sullo scalo dal quale partire e con il timore di improvvise cancellazioni. Intanto per la riapertura del Terminal A si è ancora in attesa delle autorizzazioni. L'incendio alla discarica di Bellolampo, sono ancora vivi i pericoli per la salute e molti dubbi sull'origine del rogo. Intanto a Palermo cumuli di spazzatura continuano a bruciare nelle strade cittadine. La tragedia dei bimbi migranti, gettato in mare il corpicino di un piccolo profugo di 1 anno e mezzo dopo aver perso la vita sul barchino sul quale viaggiava nel canale di Sicilia, morto anche un 20enne sull'isola di nuovo emergenza nell'hotspot di Contrada Imbriacola. Eros Ramazzotti emoziona il pubblico del Teatro Antico di Taormina per la prima delle 3 date del suo Battito Infinito Tour, in duetto sul palco con la figlia Aurora, mentre gli altri 2 fratelli fanno il karaoke tra gli spettatori. Calciomercato in rosso-azzurro, arriva Alessandro Livieri, esperto estremo difensore con la fama di pararigori. Ben trovati, nuova protesta da parte dei percettori di reddito di cittadinanza. A Palermo questa mattina la manifestazione proprio davanti all'ufficio dei servizi sociali, dove è montata la rabbia per la sospensione del sussidio. È andato per noi Marco Gullà. Sicuramente sarò sportato dal mio padrone di casa. Noi da qua, da oggi, non ci muoviamo finché l'assessore Pennino non gli darà una garanzia per tutti i percettori del reddito di cittadinanza, che ci prenda tutti in carico per prolungare fino al reddito di cittadinanza fino a dicembre del 2023. Lavoro, rispetto e dignità! Lavoro, rispetto e dignità! Lavoro, rispetto e dignità. Tornano a manifestare i percettori di reddito di cittadinanza, soprattutto coloro che da agosto non percepiranno più il sussidio. Siamo davanti all'ufficio dei servizi sociali a Palermo. Questo ufficio dovrebbe prendere in carico tutti gli ormai ex percettori. Il governo ha passato la patata bollente ai servizi sociali, dicendo, appunto, mandando questo messaggio dicendo che vi sospende il reddito di cittadinanza a meno che non venite presi in carico dai servizi sociali. Rabbia, disperazione, scoramento. I percettori che hanno ricevuto l'SMS di stop al sussidio non sanno cosa dovranno fare da settembre in poi. Questo scrive l'INPS, con tanti saluti. Questo è il messaggio che manda l'INPS. E loro si sono aumentati 1.200 euro di stipendio perché non possono campare, poverini. È il governo dei ladroni, perché loro sono stati tutti ladri, tutti denunziati, però che cosa fanno? Vanno contro la povera gente, contro chi non si può difendere perché non ha gli armamenti giusti per potersi difendere. Questo Stato non ha il diritto di stare a fare legge, perché uno Stato che affama 170.000 famiglie non è uno Stato che garantisce i propri cittadini. I manifestanti accusano il governo di spingere gli imprenditori ad aumentare il lavoro in nero. È stato mandato un SMS di morte da questa gente, perché quell'SMS è chiaro, adesso non so come aiutarti, vattene per la strada. E poi si aumentano i vitalizi, attivano i vitalizi e questa gente è costretta adesso di perdere la casa, di morire di fame e non poter fare la spesa. Quello che sta facendo il governo Meloni è proprio una guerra ai poveri ed è una bomba orologeria. E adesso andiamo all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, a quasi 20 giorni dall'incendio, appunto l'incendio del 16 luglio, il Terminal A è ancora chiuso perché si attendono appunto le relative autorizzazioni per l'apertura, ma i viaggiatori sono sempre molto preoccupati per quello che riguarda la sorte del proprio volo, la destinazione, l'aeroporto di partenza, ma anche il timore di qualche cancellazione. È andato per noi Orazio Longo. Mezz'ora fa mi hanno dirottato, devo andare a Trapani. Io devo andare a Trapani con l'autobus, ci vogliono 4 ore per andare a Trapani. L'aereo è alle 11:45. Ho detto tutto.
A 20 giorni dal rogo sembra incredibile, ma non lo è. Come la gente debba perdere ore e pazienza per sapere da dove partire e dove atterrare. Come pacchi postali i viaggiatori vengono ancora smistati da Catania a Trapani, a Palermo, a Comiso, se non lasciati a terra perché il volo all'ultimo momento viene cancellato. Non sempre si tratta di turisti, ma c'è chi da Catania viaggia per lavoro o per cure mediche e allora si capisce bene che il disagio diventa ancora più insopportabile. Ecco le file di oggi davanti al Terminal C, mentre queste sono le immagini di una serata alla ricerca di un bus navetta. C'è da fare troppa fila e aspettare, è quello. Quando siamo scesi ci hanno portato a Trapani e poi di là con pullman qua. Una bella strada. Devo prendere una coincidenza per gli Stati Uniti, ma nessuno mi sa dire se ce la farò. Al Terminal A si lavora per ripristinare la zona distrutta all'incendio del 16 luglio in attesa delle autorizzazioni, tra queste quella sulla qualità dell'aria, quelle sul servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, quelle dei vigili del fuoco e chissà quante altre ancora per riaprire la struttura. Per Consitalia, sportello di festa del cittadino, è necessario un cambio di rotta nella gestione dello scalo. I danni a Catania li inizieremo a calcolare fra un po' per 3, 4, 5 anni, mentre da un lato si parlava di una crescita di oltre 18 milioni di passeggeri, ci sarà un danno che si ripercuoterà sullo stesso aeroporto, dove con il passaparola delle persone, tutte le pubblicità negative, perché tutte le TV del mondo hanno parlato di Catania e di questo episodio. Stagione turistica compromessa in Sicilia, la conferma arriva dalla pioggia di disdette, pesanti ricadute a Taormina e parliamo di un 20%, ma anche alle Eolie. Francesco Triolo. Una stagione che nelle previsioni si preannunciava da tutta esaurita, invece in Sicilia così non è oggi, soprattutto a causa dell'incendio dall'aeroporto di Fontanarossa. La regione ha avviato una sorta di screening attraverso Federalberghi per capire quale sia la portata delle disdette arrivate dopo il 17 luglio. Il calo nell'isola è di circa il 30%, ma a pagare un dazio altissimo è soprattutto Taormina, perché se alle Eolie ad esempio le rinunce sono state del 10% rispetto alle prenotazioni iniziali, nella Perla ci sono casi limite. Un hotel 5 stelle lusso di Taormina ha registrato disdette per 125.000 euro il primo giorno di disagi e per oltre 1 milione di euro sinora. Chi può permettersi un soggiorno a 2.000 euro a notte pretende servizi e non certo di atterrare a 4 ore di distanza, ed infatti a rinunciare sono soprattutto gli stranieri che si vedono cancellare i voti e riprodetti magari su Trapani. A Taormina sino al 17 luglio il tasso di occupazione delle camere degli alberghi era al 98%, adesso è sceso all'80% tra mancati arrivi e cancellazioni, prenotazioni per i voli modificate o spostate poche ore prima, che stanno mettendo in difficoltà tutte le strutture. Il lavoro per la nostra reception è enorme perché non fanno altro che stare lì al telefono, rispondere a delle email, cercare di accontentare i clienti, perché in qualche modo noi siamo il loro punto di riferimento, probabilmente molto più che un call center di una compagnia aerea, perché da noi rispondono degli esseri umani che lavorano nella struttura, che conoscono le problematiche, la prenotazione, sanno subito di chi stiamo parlando e quindi cercano di aiutare il cliente con la massima empatia. Ma gli albergatori segnalano anche come il danno economico sia invece maggiore, perché saltano anche i servizi accessori come le escursioni e il mancato introito si attesta intorno al 30-40%, ma la preoccupazione anche e soprattutto per il danno di immagine a lungo termine. Le immagini dei disagi all'aeroporto di Catania, le lunghe code, le difficoltà nei collegamenti rischiano di scoraggiare chi vuole trascorrere un periodo di vacanze in Sicilia, e nemmeno i siciliani viaggiano, ma per una questione economica. Una famiglia su 3 non può permettersi una vacanza e anche i prezzi per una gita nell'isola sono esorbitanti, con tariffe per notte mediamente che si aggirano tra i 140 e i 200 euro. E Sicilia 24 Focus si occuperà di tutte le problematiche legate alle vacanze, cosa fare in caso di cancellazione di voli o di richieste di prezzi in aggiunta a quelli pagati per il pacchetto turistico. Ospite di Adelaide Barbagallo, l'avvocato Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia. Appuntamento oggi alle 14.30 su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. Potrete inviare le vostre domande con un messaggio di testo alla linea WhatsApp 342
è 74 55 005. La discarica di Bellolampo e il disastro provocato dall'incendio non è sicuramente un capitolo chiuso. Sono infatti ancora esistenti i pericoli per la salute e molti i dubbi sull'origine del rogo. Ma intanto a Palermo cumuli di spazzatura continuano ad essere bruciati nelle strade cittadine. Simona Mazzona. Il disastro di Bellolampo ha avuto una serie di ripercussioni non solo sui rischi per la salute pubblica, ma anche sul fronte dell'emergenza rifiuti, tanto che la raccolta bloccata in questi ultimi giorni ha provocato numerose discariche a cielo aperto a Palermo, un'allettante condizione per i piromani che hanno dato fuoco anche questa notte ai cumuli di spazzatura. E il rogo sull'impianto non è certo un capitolo chiuso, mentre l'allarme per la salute è ancora vivo, emergono dubbi sull'origine dell'incendio, autocombustione derivata da un effetto lente di alcuni cocci di vetro o la mano della malavita per una serie di interessi mafiosi? La certezza è l'allarme diossina che si è diffuso e che mette a rischio l'incolumità degli abitanti. Perché si parla di bomba ecologica? Bellolampo è una discarica molto grande, chiaramente come si è visto in questi giorni può anche essere soggetta agli incendi, quindi produrre evidentemente dei gas che non sono assolutamente trattati e quindi vanno in atmosfera e hanno inquinanti che si possono depositare sulle colture, sul suolo, sulle fonti idriche e quindi ritornare come inquinanti anche alla popolazione. Può produrre anche del percolato che se non gestito per tutta la durata della discarica evidentemente può andare a inquinare le falde. L'ARPA ha rilevato i valori della diossina nell'aria, ma non basta perché i gas nocivi si depositano sul terreno, causando un allarme nel tempo. La via di trasmissione della diossina avviene attraverso sostanzialmente gli alimenti e l'acqua e questo avverrà in un secondo momento. Avviene la ricaduta, avviene nei terreni c'è una intrusione della diossina nei terreni, una crescita della vegetazione ed un trasferimento nell'alimentazione. Il contesto è anche territoriale perché, dice Cottone, non riguarda solo Palermo ma anche altri comuni limitrofi. Poi c'è la questione salute. Contrariamente a quello che si crede, la diossina non è un cancerogeno, invece è un distruttore endocrino, appartiene alla cosiddetta sporca dozzina, di cui per le persone il più noto è il DDT, che cammina con altre logiche, con altre vie e con altri effetti. Le indagini ambientali intanto proseguono e nuovi rilevamenti si attendono da parte dell'ARPA. È stata avviata la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria del Gesù di Palermo, devastata dall'incendio del 25 luglio scorso. Nei giorni scorsi l'aveva visitata il Presidente della Repubblica Mattarella per verificare i danni subiti dall'edificio quattrocentesco che custodisce preziose opere d'arte e anche le tombe della famiglia Florio. Il complesso era stato successivamente chiuso al pubblico. La cronaca: i carabinieri di Augusta hanno arrestato a Francofonte un 29enne trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 risultata rubata nel nord Italia oltre 10 anni fa. In manette anche un 25enne che nascondeva in casa, lo vedete nelle immagini, in un sacchetto 800 grammi di marijuana. A Lampedusa continua la conta degli sbarchi, mentre l'hotspot si riempie a dismisura e il mare purtroppo porta ancora tragedie. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto e una donna incinta al 9° mese ha perso il suo bambino. Il servizio. Ancora una tragedia del mare legata ai viaggi della speranza nel canale di Sicilia. Protagonista e vittima di questo ennesimo episodio, un bambino di 1 anno e mezzo che è morto. Si trovava su un barchino di 7 metri partito da Sfax in Tunisia. Il suo corpicino è stato abbandonato in mare insieme a quello di un 20enne della Costa d'Avorio. A raccontarlo ai finanzieri sono stati alcuni testimoni tra i 39 migranti soccorsi e trasferiti a Lampedusa. Sull'isola poi una giovane nigeriana al 9° mese di gravidanza ha perso il bimbo che aveva in grembo subito dopo lo sbarco avvenuto ieri sera al Molo Favarolo. Al momento sono 2.200 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa a fronte dei 400 posti disponibili. Anche questa è stata una notte di sbarchi dove, dopo il soccorso di 20 barchini, sono approdati circa 800 migranti, tra cui donne e minori. Ad agganciare le carrette le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, ma anche i natanti di Open Arms e della ONG Astral,
che hanno soccorso diversi gruppi di migranti. Sull'isola in 24 ore ci sono stati 38 sbarchi con un totale di 1.377 persone e attualmente sono oltre 2.200 i migranti ospiti dell'hotspot, anche se alcune centinaia sono state trasferite a Porto Empedocle. E vi mostriamo adesso l'immagine desolante di un cavallo scivolato sull'asfalto di Corso Vittorio Emanuele a Palermo e stramazzato al suolo, eccolo qua, mentre trainava una carrozza probabilmente abusiva con a bordo dei turisti. Fatti del genere a Palermo purtroppo sono frequenti. Gli animalisti denunciano e chiedono controlli, ma poi non succede praticamente nulla. Ci fermiamo adesso per una pausa e torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, la sua canzone, una delle sue canzoni più famose, Più bella cosa, cantata in duetto con la figlia Aurora e poi tante altre emozioni per il debutto siciliano di Eros Ramazzotti, che ieri ha incantato il Teatro Antico di Taormina. Il servizio è di Francesco Triolo. Uno di quei sogni che uno fa, come questo che non riesco a togliere dal cuore, da quando c'è. Forse anche questo resterà. Il duetto con la figlia Aurora è stato forse il momento più emozionante delle 2 ore in cui ha incantato i 5.000 spettatori del Teatro Antico. Eros Ramazzotti fa il pieno a Taormina, che ospiterà il cantante romano ancora per 2 serate. Grandi emozioni per il suo battido infinito tour che ha fatto registrare 65 pienoni sinora. Ramazzotti gioca con le sue canzoni, combinano stile, miscela melodie e sonorità. Forse così non si dovrebbe lottare per farsi sentire vivi. Il suo è uno show più che un concerto, i grandi successi e quelli dell'ultimo album che risale ormai al 2018, duetti con Colapesce Di Martino, Paolo Antonaci, Bungaro. C'è la sua musica, la sua carriera, le canzoni di sempre, da Stella Gemella, Se bastasse una canzone, Terra Promessa, Cose della vita, Più bella cosa, è un omaggio a Pino Daniele, 35 anni di carriera, da dominatore della scena. E ancora lo spettacolo, andiamo alla sesta rassegna a Scurata, a Marsala, protagonista la voce e la musica di Cico Messina nella suggestiva cornice della Salina. Laura Spanò. Un concerto è quello di Cico Messina che ha unito il sud del mondo all'Europa in un viaggio sonoro che ha consentito a chi ha ascoltato di scoprirsi creolo sicuro. La sua voce è il racconto di un viaggio che si dispiega a partire dal Teatro Mare Pellegrino 1880, sfiorando le acque della riserva dello Stagnone, conducendo i presenti fino al Sud America, riscoprendo affinità sonoriche e mimiche che ci fanno popoli vicini oltre le distanze dell'oceano che di mare si nutrono e di sale si animano. Un itinerario musicale, quello offerto da Messina, intriso di sonorità nordafricane e capoverdiane. Cico Messina, compositore siciliano, si è esibito nei più importanti festival della world music, dalla Francia alla Germania, dalla Svizzera all'Olanda, dal Belgio a Portogallo. A esibirsi ieri sera con lui Dario Salerno, Shade Mangiaracina e Joe Santoro. E adesso un'altra brevissima pausa e poi ci occupiamo e vi facciamo conoscere il nuovo portiere della Catania.
E parliamo del Catania che ha chiuso con il portiere Livieri, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. I prossimi passi per completare l'organico sono i difensori centrali e l'attaccante. Ci dice tutto Marco Carli. Alessandro Livieri è a Catania, è arrivato in mattinata pronto alla nuova avventura con la formazione rossazzurra. Dopo tanti sondaggi con portieri di categoria, fra gli altri Dini, Furlan e De Lucia, il DS Laneri ha stretto con convinzione su questo ragazzo 26enne in arrivo dal Pisa con la formula del prestito con diritto di riscatto per la società di Pelligra. Ieri anche il presidente dei toscani aveva annunciato il passaggio del giocatore scuola Milan alla corte di Tabiani, 15 presenze in Serie B e quasi 90 in cifra, stagione regolare, playoff e Coppa Italia. I numeri parlano di un ottimo colpo per la categoria, un passato oltre che nel Pisa, anche nel Lecco e nella Feral Pisalò, oltre che nella Prosesto. Alto 1,90 m, anche la fama di pararigori, sarà il titolare con Betters che ha comunque favorevolmente colpito Tabiani, pronto a rappresentare un'alternativa. Il Catania così procede verso il completamento della rosa con un tassello fondamentale come quello dell'estremo difensore. Adesso si deve completare l'asse della squadra, i due difensori centrali con Quaini ancora nel mirino e il bomber che il DS ha annunciato di categoria superiore con Di Carmine che resta nei radar. Ma lo ricordiamo ancora, attenzione alle evoluzioni derivanti dalle decisioni del TAR che ad esempio bocciato il ricorso della Regina. C'è ancora il Consiglio di Stato che si esprimerà il 29 agosto, forse anche prima, ma tanti giocatori reggini potrebbero fare gora qualora svincolati. Intanto la Lega Pro lunedì varerà i 3 gironi, nel C ci sarà una X in attesa proprio delle decisioni del Consiglio di Stato che, complice il ripescaggio del Brescia in B, di fatto ufficializzerebbe, restando così le cose, l'accesso della Casertana nel girone meridionale con il passaggio del Pescara nel girone B. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A voi tutti grazie per l'attenzione. Vi ricordo che l'informazione tornerà su Telecolor alle 19. Adesso vi lascio con Sicilia 24 Focus condotto dalla collega Adelaide Barbagallo.